Si ringrazia Continuità Ideale e Veneto Fronte Skinheads per la collaborazione e per la presenza sempre preziosa. Così, con un post su Facebook, il circolo territoriale di Fratelli d'Italia di Cadonega ha pensato di esprimere gratitudine agli esponenti di due gruppi di estrema destra per aver partecipato e contribuito all'organizzazione della commemorazione istituzionale dei martiri delle foibe tenutasi in paese qualche giorno fa. Il commento social ha scatenato non poche polemiche, tanto da arrivare anche in Consiglio regionale, con la dura presa di posizione dei consiglieri del PD Andrea Zanoni e Vanessa Camani, che parlano di segnale lampante di un'intesa tra i militanti del partito di Giorgia Meloni e i due movimenti di estrema destra. Il Circolo di Fratelli d'Italia ringrazia per la presenza e per aver partecipato e collaborato alla realizzazione dell'evento il gruppo neofascista, nazista, razzista di Veneto Fronte Skinheads e di Continuità Ideale. Si tratta di un fatto scandaloso, vergognoso, rispetto al quale ci aspettiamo una ferma presa di posizione del sindaco Schiesaro e del circolo locale di Fratelli d'Italia. Rispetto a questi fatti ci dobbiamo ricordare che non bisogna mai abbassare la guardia rispetto alla tentazione di derive fasciste anche nel nostro paese. Il giorno del ricordo è fatto apposta per non dimenticare e noi non dimentichiamo cosa è accaduto in questo paese, in particolar modo durante il ventennio fascista. La risposta del Circolo di Fratelli d'Italia di Cadonega non è tardata ad arrivare, con la dichiarazione sempre su Facebook e attraverso Carlo Riccioni, responsabile del circolo locale. Chi ha partecipato su sua libera iniziativa, non è stato fatto alcun invito particolare o che hanno partecipato punto e basta chiunque avesse voluto partecipare. Noi abbiamo visto quel giorno chi c'era effettivamente, punto e basta. Loro hanno partecipato in maniera composta, non hanno fatto nulla di male, c'erano le forze dell'ordine che sono state presenti per tutta la durata della manifestazione, non hanno registrato nulla di scandaloso o quant'altro, quindi è stato fatto tutto assolutamente nell'alveo della legalità e del rispetto dei valori democratici. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Cadonega, Marco Schiesaro. Ci tengo a precisare che ho preso atto solo in seguito della presenza tra il pubblico di alcuni esponenti appartenenti a movimenti che chi mi conosce sa bene non mi appartengano, ha detto Schiesaro. È noto il mio profondo rispetto verso tutti i caduti e le vittime di ogni guerra e martirio. Per questo ho deposto una corona a nome dell'amministrazione comunale, conclude il sindaco.